Credo che dopo È considerato uno dei più grandi vogatori del Novecento. Venezia è in lutto oggi per la scomparsa del re del remo, Sergio Tagliapietra detto Ciaci, leggenda della voga, nativo di Burano, ma che poi a Pellestrina ha trovato il suo luogo del cuore. Qui, finché ne ha avuto le forze, anche ultra ottantenne, ha insegnato la voga ai giovani. Aveva 87 anni. Venezia piange la perdita di un grande personaggio, un grande campione, campione nello sport ma campione anche nella vita. Ciaci, il re del remo. Pensate che ha trionfato per ben 14 volte vittoriosamente alla regata storica, di cui 8 addirittura consecutive. Tanti i ricordi, era il 1953 quando per la prima volta si misurò con i regattanti più agguerriti. Da allora ha primeggiato anche in 13 edizioni del Palio delle antiche repubbliche marinare con il Galeone. La sua esperienza in marina lo ha portato poi a partecipare a 2 Olimpiadi nella specialità del canottaggio, nel 1956 a Melbourne e poi nel 1964 a Tokyo. Così lo ricorda il giornalista e storico di Venezia Maurizio Crovato. Era un campione, un mito nel vero senso della parola, sempre corretto, non si è mai lamentato con i giudici di gara ed era praticamente l'atleta perfetto. Non dimentichiamo che è andato in finale alle Olimpiadi per il canottaggio con l'Acquerini, niente po' di meno che alle Olimpiadi di Tokyo, per cui un campione a tutto tondo. Voglio ricordare il famoso anno 1953. Ciaci non era ancora diciottenne, si presenta, lui pescatore seraggiante, abituato a vogare nelle pesanti cauline, si presenta ad una regata per ragazzi e stravince. Non è ancora stata fissata la data dei funerali. Le nostre condoglianze da parte del Comune di Venezia e della comunità di Pellestrina vanno alla famiglia. Sergio è stato un grande campione del remo, ma soprattutto un esempio di vita.